Alberto Rodriguez, allora una bella vittoria e come dicevamo anche più facile di quanto potevamo aspettarci. Diciamo che, come diceva la classifica, come dice la classifica, in teoria avevamo una partita molto complicata. Alla fine io penso che abbiamo fatto una buona partita, penso che abbiamo dominato tutta la partita praticamente. Penso vittoria meritata contro una buona squadra, avevamo 5 punti di stacco contro loro, dare un passo falso significava andare troppo sotto con rispetto a loro. Diciamo che adesso questa vittoria ci fa fare una classifica secondo me tranquilla, dobbiamo recuperare qualche partita che abbiamo fatto qualche passo falso. Ti la tirano d'orecchie proprio al mister perché non si spiegano questi alti e bassi della squadra, no? Certe sconfitte in trasferta, poi qui invece è il vostro fortino. Sì, beh, sai, giocare questo discorso, sai, secondo me serve anche per l'altra squadra. Uno dice come mai oggi sembra una partita che è stata facile per noi, anche se non è stata facile, quando loro la classifica erano la quarti, quinti. Vuol dire che la lettura di questa situazione è che giocare fuori casa è molto difficile, è sempre più complicato, noi l'abbiamo vissuto, ci manca ancora quella vittoria fuori casa. E serve anche per il resto delle squadre. Oggi secondo me anche loro hanno sentito il fatto di giocare fuori casa e noi penso che abbiamo giocato meglio di loro. E questa sera abbiamo visto anche un grande gol di Rodriguez, no? L'esperienza conta in questi casi. L'esperienza conta, sì, penso che è stata una palla rubata, portata bene coi tempi giusti e davanti, poi Luca è stato bravo a alzare la testa, a leggere la situazione, ha giocato indietro su di me e io ho visto là che il portiere era un po' davanti, ho voluto toccarla là, piazzarla, non fortissimo, cercare l'angolino giusto. Sempre piace ovviamente segnare, soprattutto ci sono gol importanti che magari ci ha dato tranquillità. Però l'importante è che è servito per stare più tranquilli col risultato e per giocare dopo, per saper gestire la partita più tranquillamente. Un'ultima cosa, se mi permetto, vorrei dedicare questa vittoria ovviamente a tutta la gente che sempre ti accompagna e soprattutto al nostro capitano Paolo Giorgi che ci ha lasciato in settimana per motivi lavorativi. Io di qua ti saluto Paolo, è stata oggi una vittoria per te e tutta la squadra, l'abbiamo detto prima e niente, resti sempre con noi.